dire, magnifico. Il paesino. I gratteri. È tutto costruito qui nelle rocce, nelle pietre, anche se è tutto salite, discese, è piacevole. Vedete per esempio qui una tipica casetta, vedete? Le case sono tutte ben curate. Guardate qui, vedete roccia, quindi le case sono scavate sulla roccia. E poi dove c'è cura, e io veramente ho notato che girando i paesi vedo che c'è molta cura, davvero. Vedete, qui devo dire anche che sento un odore buonissimo, si comincia a cucinare da queste parti. La fontanella dell'acqua la trovo sempre. Solo per rinfrescarmi. Questa strada qui dovrebbe portare al castello. Qui, dietro di me. Salita castello, uno scorcio del paese. Sono arrivata qui in alto, sino alla parte più alta dove è il castello, quello che resta del castello. E qui c'è silenzio ed è tipico dei paesi dove anche muoversi si può fare in maniera tranquilla. È proprio bello. I gratteri si trova proprio immerso nelle montagne del Parco Naturale delle Madonie. Si vede il paesino, come vedete è concentrato qui, fa un bel effetto. Questa bella vista, si vede il mare, non si vede proprio bene dalla ripresa, però è spettacolare, è spettacolare. Sono dei posti che veramente meritano di essere visitati. A me piace arrivare in un posto e scoprire tutto quello che c'è. Infatti spero sempre di avere tanto tempo per poterlo fare. Qui la vecchia matrice, vediamo cosa c'è. Guardate cosa scopro, guardate quest'arco, c'è anche questa casettina piccolina, entriamo, un altro arco, procediamo, c'è un po' di buio, guardate il tetto, guardate com'è. Si respira antichità. È la parte dove sono sbucata. Qui guardate.
laterale della chiesa madre. Ecco, adesso sono nella piazza, diciamo nella piazzetta del paese. Continuo questo giro di conoscenza di questo meraviglioso paesino. È proprio bello. Posso comprare qualcosa di buono? Ho comprato le tipo ciambelline, ho trovato qualcosa che fanno qui nel posto. E qua sono arrivata nel lato, diciamo, non dico opposto, ma laterale al paese. Guardate qui che meraviglia! Dai, anche questa parte qui meritava di essere guardata. Che dire, magnifico. Il giro in questo paese mi ha dato tantissimo, mi ha fatto sentire come bello è il rapporto con la natura, la tranquillità, e di questo ne sono molto contenta. Grazie, grazie paese. Spero che tutto quello che ho voluto condividere con voi vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Faccio Creare Gabriella. Ci ritroviamo la settimana prossima. Come sempre vi ricordo di sorridere sempre, sempre. Ciao a tutti quanti.